Sono le immagini del 15 maggio del 1983, quando Monsignor Eugenio Ravignani entra nella sua diocesi di Vittorio Veneto. Una chiesa che ha sempre portato nel cuore fino alla scorsa notte, quando si è spento all'età di 87 anni nella sua casa di Opicina, vicino a Trieste, dopo una lunga e dolorosa malattia. Un vescovo del sorriso, lo ricordano nella diocesi di Ceneda, che ha retto per 14 anni fino al 1997, quando venne chiamato a Trieste. Una missione vescovile che Monsignor Ravignani ha svolto con umanità, ma anche nella continua ricerca di dialogo tra Chiesa e mondo laico. Due grandi incontri organizzati nella diocesi di San Tiziano nel 1985 sulla riconciliazione dopo gli anni bui del terrorismo e della politica estremizzata e nel 1992, quando il tema della carità cristiana scrutava l'orizzonte nascente dell'immigrazione. Tra le esperienze che ha sempre condiviso nei suoi dialoghi, l'accoglienza di Papa Giovanni Paolo II nella visita alle due diocesi trevigiane il 15 giugno del 1985. Il ricordo di Riese era legato alla memoria di Pio X. Non si poteva nella nostra regione non trovare in quel luogo una persona che fosse per l'unità delle diverse nostre comunità del Veneto. E Pio X aveva questa dote di essere ancora nel cuore di tutti, anche se la santità della sua vita era nota e la sua lontananza ormai dalla nostra gente era un fatto. Una lontananza con la terra trevigiana che Monsignor Ravignani ha colmato più volte, tornando nella sua Vittorio Veneto, anche quando nel 2009 lasciò la cattedra di San Giusto per limiti di età. I funerali di Monsignor Ravignani si terranno a Trieste il 21 maggio nella cattedrale di San Giusto a porte chiuse senza fedeli, ma sarà trasmessa in diretta da Tele4 del gruppo Media Nord-Est.